A livello di consumi? Un po' meno forse, si vede un po' il calo. La situazione? Oggi effettivamente calma piatta. Effetto sciopero? Beh, credo più che sia effetto crisi. Già di per sé in questo periodo i distributori sono poco affollati ed oggi francamente sono apparsi più deserti del solito, almeno nel veneziano. Ma i gestori dubitano si tratti dell'effetto sciopero del pieno, proclamato dall'ACI, che aveva invitato gli automobilisti a rinunciare per un giorno al rifornimento. Ma quasi quasi, ma non c'è mai una regola, poi non so se dipenda da questo, insomma. I benzinai, che hanno accusato un leggero calo dei consumi, pensano piuttosto si tratti soltanto di una coincidenza, convinti che tanti clienti fossero all'oscuro dell'iniziativa. Che ne sapevo io? Non lo sapevo. Però a me mi serviva la benzina e quindi sono venuta a farmela. No, non lo sapevo, se no non venivo. Al di là di tutto, sciopero o non sciopero, il livello di sfiducia è altissimo, a partire da chi gestisce le stazioni di servizio. Più o meno uguale, poco. E sulla stessa lunghezza d'onda anche i clienti. È tutta una corsa a un menefreghismo totale, tutti se ne fregano e tutti guardano i propri interessi.